Carissimi amici, un abbraccio dal sottoscritto Gianni Amendola a tutti i tifosi del Napoli, a tutti i napoletani nel mondo e naturalmente a tutti coloro che mi seguono con affetto e simpatia sui miei siti. Cari amici, finalmente si ritorna a parlare di calcio, finalmente si ritorna a parlare del nostro Napoli, finalmente si ritorna ad assaporare il gusto di una bella soddisfazione. Non una vittoria, un pareggio che però vale la finale di Coppa Italia che si disputerà allo Stadio Olimpico mercoledì contro i bianconeri della Juventus. Il Napoli allo Stadio San Paolo, uno stadio completamente vuoto, pareggia 1-1 con l'Inter con una rete di Ciro Mertens. Quindi con questo pareggio il Napoli si aggiudica la finale contro la Juventus. Cosa dire di questa partita? Naturalmente la prima cosa che c'è da dire è la prima cosa che tutti noi abbiamo fatto caso appena approcciati a goderci questa partita, e cioè che è veramente una desolazione vedere lo Stadio San Paolo completamente deserto per i problemi conosciutissimi riguardo al Covid-19, come è stato ugualmente assolutamente squallido vedere lo stadio di Torino completamente vuoto per l'altra partita tra la Juventus e il Milan. Quindi, dopo questa amara impressione per quanto riguarda lo stadio vuoto, decisione presa obbligatoriamente per i problemi di Covid-19, bene, a parte questa impressione poi è iniziata la partita. Dopo tre mesi di stop è chiaro che sia da una parte che dall'altra parte, quindi sia l'Inter che il Napoli, naturalmente i calciatori non erano proprio in una situazione atletica ideale. E all'inizio dell'incontro si è visto che forse l'Inter era leggermente più avanti del Napoli per quanto riguarda la tenuta atletica. E infatti soltanto dopo 2 minuti su un calcio d'angolo i nerazzurri passano in vantaggio, se possiamo dire con una mezza papera del portiere Ospina, un portiere che Gattuso continua a preferire al posto di Meret. E in questa partita, a parte l'inizio, la mezza papera che ha dato all'Inter la possibilità di passare in vantaggio con l'1-0, poi devo dire, forse non sarete d'accordo con me, ma io sono convinto di quello che dico, a parte la mezza papera, Ospina, secondo me, è stato veramente il migliore in campo per quanto riguarda questo incontro, perché non in una sola occasione, ma ben 4 ne ho contate, Ospina ha salvato il risultato del Napoli. Ripeto, anche se all'inizio qualche colpa, anzi molte colpe, Ospina ce l'ha. Anche sul pareggio del Napoli, il gol messo a segno da Mertens su un bellissimo passaggio in aria di Lorenzo Insigne, anche lì c'è lo zampino meraviglioso di Ospina che ha visto Insigne smarcato e quindi l'ha servito con un pallone dall'area di rigore molto preciso, il quale Insigne ha dato al centro a Mertens che di piatto destro l'ha messa in gol per il pareggio del Napoli. Quindi il primo tempo, dobbiamo essere sinceri, l'Inter ha meritato sicuramente il vantaggio con il quale ha chiuso il primo tempo. Poi nel secondo tempo il Napoli è incominciato a venire fuori, forse perché l'Inter aveva consumato troppe energie nel primo tempo, energie che già erano poche, dopo naturalmente
la lunga sosta causa Covid-19 e nel secondo tempo il Napoli è venuto leggermente fuori e quindi ha dominato il secondo tempo, tranne gli ultimi minuti, gli ultimi sprazzi di partita, i minuti di recupero che sono stati 5. L'Inter ha cercato di passare in vantaggio per assicurarsi la finale che invece se l'è meritata egregiamente il Napoli, perché con il secondo tempo il Napoli ha meritato sicuramente il passaggio alla finale di mercoledì contro la Juventus. Questa è un po' l'analisi breve della partita. Che altro c'è da dire? C'è da dire che sicuramente io ho visto personalmente qualche giocatore del Napoli molto motivato. Innanzitutto Mertens, l'ho visto come al solito partire da attaccante, fare molte volte anche il centrocampista e molte volte l'ho visto anche in difesa. Quindi un Mertens completamente in forma e questo naturalmente ci dà fiducia per la finale. Ho visto molto bene anche Lorenzo Insigne, ho visto molto ma molto bene anche Maksimovic e anche Koulibaly non mi è dispiaciuto. Sembra che Koulibaly anche lui sia determinato in questa estate piena di calcio a farci veramente deliziare con le sue solite giocate difensive. Quindi tutto sommato un buon Napoli, anche a centrocampo c'è stato un Dem molto concentrato, anche se mi ha un po' deluso Zielinski. Però chiaramente i calciatori devono tutti tornare in forma, anche per esempio Allan, anche se ha giocato solo pochissimi sprazzi, lo stesso Milik, lo stesso Fabian Ruiz, sono tutti calciatori come anche quelli dell'Inter che non erano ancora in perfetta forma, ma alla fine in conclusione possiamo dire che abbiamo molte speranze perché vista anche la partita della Juventus contro il Milan e io l'ho vista la partita, anche la Juve ha lo stesso atteggiamento atletico del Napoli, cioè si vede che anche nella formazione bianconera c'è stata una sosta di 3 mesi. Quindi come per il Napoli, così per la Juventus i calciatori devono ancora trovare la forma giusta, ma sicuramente questa semifinale sia per la Juve che per il Napoli metterà le cose a posto atleticamente ed entrambe saranno sicuramente più in forma e più pronte per la finale di mercoledì. Naturalmente noi ci auguriamo che vinca il Napoli da tifosi e naturalmente da appassionati, innamorati e malati della squadra azzurra. Ma poi alla fine speriamo che mercoledì questa finale di Coppa Italia sia una finale, una partita bella, divertente, ma soprattutto leale, che vinca il migliore e che l'arbitro, non come molte volte spesso è capitato, ci metterà il suo zampino. Speriamo che l'arbitro nel caso della finale non favorirà né il Napoli né i bianconeri, ma meriterà di vincere questa finale chi sul campo l'avrà meritata. Questa è la cosa che io mi auguro per mercoledì. Poi chiaramente, cari amici e tifosi partenopei, come tutti quanti voi, il mio cuore tiferà per il Napoli e naturalmente la passione e la voce del cuore si farà sentire mercoledì sera dalle 21 in poi, quando allo Stadio Olimpico di Roma il Napoli scenderà in campo per incontrare la Juventus nella finale di Coppa Italia. Complimenti a mister Gattuso, complimenti agli azzurri per questa raggiunta finale. Cari amici, adesso aspettiamoci veramente di vedere un buon Napoli, sicuramente molto più determinato e molto più in forma di questa sera. Napoli passa alla finale di Coppa Italia
Cari amici, siamo tutti felici e contenti. Il Napoli è tornato, il calcio è ritornato e noi siamo ritornati nuovamente a gridare Forza Napoli e a gioire per delle belle soddisfazioni.